Ben ritrovati per Segnalibro, ormai il venerdì è destinato alla nostra trasmissione, ultimo appuntamento di questa stagione. È stato davvero un lungo viaggio, abbiamo visitato luoghi diversi. In questa puntata non faremo eccezione e vi porteremo in una biblioteca davvero particolare in Mauritania. Siamo in Africa e c'è questa biblioteca diffusa che purtroppo rischia di sparire. Vediamola insieme. Pour l'histoire de la ville, la fondation de la ville était faite en deux étapes. La première étape, c'était la construction de la première ville de Chenguetti qui s'appelle Abouir, à l'an 160 de l'Hégire, 776 de l'ère chrétienne, à 3 km d'ici à l'est, au bord de l'Oued. Et le mot Abouir signifie dans notre langue le petit puits. Mais la ville était une grande ville très peuplée. Elle constituait un point de diffusion de l'islam dans les pays de l'Afrique noire et Bilad du Soudan pendant 5 siècles avant qu'elle ait été complètement menacée par les dunes de sable. Donc, on est dans la bibliothèque familiale de la famille d'El Hamouni, dans la ville ancienne de Chenguetti, la capitale intellectuelle et spirituelle de la Mauritanie. Ce livre-là qu'on le voit, c'est un livre de la poésie arabe, attaqué par les termites et rongé, et il n'y a pas de solution jusqu'à maintenant pour le réparer, malheureusement. Ouais, d'abord, comme j'ai dit, que les bibliothèques sont des bibliothèques familiales, c'est un héritage familial d'abord. Mais plus de ça, les propriétaires, on peut dire, de ces manuscrits ne refusent pas de les mettre dans un seul endroit s'il y a les bonnes conditions. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir une solution pour construire un bâtiment avec les bonnes conditions, pour mettre les livres dedans avec la climatisation et l'entretien et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé ça avec les moyens. De les familles, c'est impossible. Il n'y a pas assez de moyens. Et il y a des études, on peut dire, faites par l'État et l'UNESCO encore pour faire quelque chose. Les mettre dans des microfilms, par exemple, faire des ateliers de restauration sur place. Mais en général, on peut dire que ce sont toujours des promesses jusqu'au jour. Et les manuscrits étaient abandonnés ici, dans les anciennes villes, les anciennes maisons mal stockées, attaquées par les termites et les bêtes. On a perdu une grande partie de ce patrimoine culturel. C'est à cause de la sécheresse, bien sûr, la désertification que la ville, et on peut dire le déclin de la ville, c'est à cause de ça. Torniamo in Calabria e torniamo nei piccoli borghi che sono ormai davvero a rischio spopolamento. Tante le azioni messe in campo dalle amministrazioni, dalle associazioni per riportare la vita nelle parti antiche, quindi nei vicoli storici dei grandi e piccoli borghi della Calabria. Ma che cosa è successo? C'è un libro che analizza questo passaggio ed è un passaggio antropologico. Scopriamolo insieme nel libro di Francesco Garofalo. Borghi agonizzanti e crisi delle comunità. Si parte da un campione, da un porgo campione, preso a campione della zona del Savuto, come DNA da studiare come una parte di un tutt'uno. La domanda che si pone il libro e alla quale cerchiamo di dare una risposta a livello socio-antropologico, fermo rimanendo l'aspetto storico che esula dall'esame complessivo, andiamo a verificare i mutamenti che si sono verificati all'interno delle nostre comunità per verificare se ancora la parola comunità locale ha senso pronunciarla. In sintesi noi arriviamo alla considerazione che la comunità, in quanto organismo vivente, fatto di relazione, fatto di convivenza confidenziale, di solidarietà, di stare insieme,
si è dissolta, è rimasto soltanto la parola locale, quindi tutto si è mutato, tutto si è trasformato, per cui oggi l'individuo che vive all'interno di questo luogo manca quell'aspetto del cosiddetto vicinato o vicinanza, parola napoletana, che era appunto il modo di stare insieme, un organismo vivente, fatto di solidarietà. È venuta meno quella coscienza collettiva nella quale l'individuo si identificava a livello valoriale. E allora noi che cosa abbiamo registrato e registriamo continuamente? Che la comunità in quanto tale si è dissolta, il vicinato l'abbiamo allontanato dalle nostre abitazioni, all'interno delle quali però abbiamo portato il mondo virtuale. Quindi siamo passati da una società virtuosa a una società virtuale, nella quale non tutti si riconoscono, perché comunque è una società che ha prodotto una nuova forma di anomia. Che cos'è l'anomia? È proprio l'incapacità di riconoscersi nei valori che si stanno affermando, questi nuovi stili di vita, per cui noi abbiamo messo sotto processo e mettiamo continuamente sotto processo che cosa? La tecnologia, commettendo un grave errore, perché comunque la tecnologia è nata insieme all'uomo. Causa del crescente benessere e del traffico veicolare non si gioca più nelle strade e le attività ludiche fondate sulle abilità, sulla velocità, sull'esplorazione, sviluppate all'aria aperta, continuano a vivere solo nella memoria dei più anziani. Oggi si gioca per lo più in casa, immobili di fronte allo schermo, privilegiando l'area di casa rispetto all'aria aperta. I bambini sono meno immunizzati e il loro sistema di difesa è sempre più vulnerabile. In quegli anni a casa si dimorava il minimo necessario, la mattina si andava a scuola e il pomeriggio si giocava all'aperto. Il gioco, espressione di libertà, di divertimento, di finzione e di piacevolezza, allontanava i ragazzi dalla realtà, ma nel contempo forniva alla stessa comunità l'humus per continuare a vivere e riprodursi. La Calabria e la musica della Calabria, spesso abbiamo detto nel corso di queste puntate che si scrive anche con la musica, che si scrive sul palcoscenico, che c'è la contaminazione tra le arti e ci è piaciuto mostrarle perché l'arte è fatta da più aspetti, quindi è poliedrica. Oggi ci fermiamo sulla scrittura musicale. C'è una pianista ormai di fama internazionale, Daniela Roma. Lei vive negli Stati Uniti ma porta con sé la musica di un calabrese che è Alfonso Rendano, il suo ultimo lavoro presentato in tutta Europa. Alfonso Rendano Portrait è nato un anno fa dall'incontro con i Modus Strict Quartet, il quartetto del Teatro Traetta di Bitonto, con cui ho registrato il quintetto per pianoforte d'archi e 4 brani per pianoforte solo che mi furono regalati dalla nipote di Alfonso Rendano, la signora Angelica Ruffolo Scarpa. Il CD è stato presentato un po' in tutta Europa e negli Stati Uniti in cui ora vivo. Come nella maggior parte dei brani di Alfonso Rendano vi sono chiari riferimenti alla cultura calabrese, ai suoi ricordi d'infanzia. Infatti 3 brani per piano solo, ricordiamo lo Scacciapensieri, Arietta alla calabrese, e anche all'interno del quintetto il trio posto all'interno dello scherzo altro non è che la riproposizione di un canto popolare caroleiano che Rendano ha deciso di inserire all'interno del quintetto. Trovo che sia una composizione molto complessa, bellissima, tant'è che fu eseguita dallo stesso Liszt a Weimar nel 1880 e quindi consiglio a quanti non lo conoscono di ascoltarlo perché merita.
Quanto sono importanti i luoghi per uno scrittore e poi ancora quanto c'è di atmosfera nei libri, nelle parole. Lo scopriamo insieme ad uno scrittore napoletano che è Maurizio De Giovanni, che con il suo commissario Ricciardi ha fatto rivivere la Napoli popolare, ma è proprio lui che ci racconta gli ingredienti, mettiamola così, dei libri e poi anche dei luoghi. Io dico sempre che un buon romanzo è come un divano, che deve avere una struttura in legno solida, che è la trama, che deve sostenere il peso, ma non deve essere troppo elaborata, altrimenti ti fa stare scomodo. Deve avere dei personaggi che sono i cuscini, che devono essere avvolgenti, devono essere comodi, ma non troppo molli, perché sennò senti il legno della struttura. E poi deve avere la tappezzeria, che è l'ambientazione, che è quella che ti fa scegliere di sedersi su quel divano e non su un altro, ma che non deve essere troppo sgargiante, perché sennò in casa non te la metti. Io credo che il segreto di Ricciardi sia nel fatto dell'assenza di qualsiasi pianificazione da parte mia. Cioè io ogni libro di Ricciardi, sempre, finora, e sempre sarà così, è scritto con l'idea che sia l'ultimo libro di Ricciardi. Quindi con la possibilità che succeda qualsiasi cosa che sia conclusiva del ciclo. Io non ho mai pensato lontanamente che un libro di Ricciardi fosse interlocutorio, cioè che avesse un episodio successivo in cui succede un altro pezzo di storia. In ogni libro potrebbe morire Ricciardi, in ogni libro potrebbe morire Enrica, in ogni libro potrebbero sposarsi, in ogni libro potrebbe accadere qualcosa di definitivo. Li lascio andare e quindi lasciandoli andare io li conosco anche meglio man mano che vado avanti. Quindi non è che evolve il personaggio, evolve la mia conoscenza del personaggio. Si approfondisce il mio modo di conoscere il personaggio. Sono come dei vicini di casa, tu devi pensare. Vicini di casa che tu incontri sempre più spesso, con cui magari fai amicizia, con cui magari litighi, con cui fai pace, che vai a trovare o loro vengono a trovare te. Ricciardi è colpito a spallate da questo suo sentimento, perché un uomo di 30 anni vuole fortemente una vita, anche se ha questa grossa preclusione interna derivante dalla sua convinzione di essere pazzo, e di essere pazzo in maniera ereditaria, quindi di non voler passare ai figli questa follia. Questa condizione di Ricciardi, duplice, questo conflitto interno di Ricciardi, è quello che dà luogo poi al suo atteggiamento ondivago tra una cosa e l'altra. Ma come sempre sono le donne a scegliere. Io non credo che sia mai esistito un uomo che abbia scelto una donna, è sempre stato viceversa. Quindi la testardaggine, la forza, la capacità di gente come Livia, Enrica, Bianca sono quelle che danno luogo ai movimenti di Ricciardi. E c'è un appuntamento fisso nella nostra rubrica che è la classifica che diventa ancora più importante oggi perché saranno i libri bestseller dell'estate. 10° posto questa settimana per I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio. Un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere, viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Scivola al 9° posto Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. All'8ª posizione una new entry, Marcello Simoni con L'enigma dell'abate nero, Newton Compton editore. Estate 1461, Mar Ligure. Angelo Bruni, diventato mercante navale e all'occorrenza contrabbandiere, abborda una nave proveniente da Avignone, intenzionato a saccheggiarla. Un romanzo che vi terrà con il fiato sospeso. Conquista una posizione e si piazza al 7° posto Maurizio Di Giovanni con Il pianto dell'alba, ultima ombra per il commissario Ricciardi, edito da Einaudi. Con un colpo di scena struggente, il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo.
Saldo al 6° posto Il sigillo del cielo di Glenn Cooper, Edizioni Nord. Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani, narra l'avvincente storia di una pietra che nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l'inferno. Perde 2 posizioni e si colloca al 5° posto Stefania Auci con I leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città. Un romanzo che coniuga storia e letteratura. In 4ª posizione Ogni piccola cosa interrotta di Silvia Celani, Garzanti editore. Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti, sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo, sono loro a rendere la nostra vita davvero perfetta, sono loro a tracciare la strada delle nostre cose interrotte. Guadagna il 3° posto La notte del Getsemani di Massimo Recalcati, edito da Einaudi. Il bacio di Giuda, le lacrime di Pietro, la fuga dei discepoli, sudore e sangue, l'abbandono del padre, l'assoluta solitudine, la preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. Invariato il podio della classifica, con al 2° posto Ilaria Tuti con Ninfa dormiente, edito da Longanesi. Protagonista è Teresa Battaglia, un commissario di polizia specializzato in profiling, un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, di una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. A guidare la classifica ancora l'ultimo lavoro del maestro Andrea Camilleri, Il cuoco dell'Alcion, pubblicato da Sellerio nella collana La Memoria. Al commissariato di Vigata sta succedendo qualcosa. Montalbano allontanato e costretto alle ferie, la sua squadra smantellata. In breve, qualcuno sta tentando di farlo fuori. E chiudiamo con l'audiolibro Le fiabe scelte da Luca Chito, lo voglio sottolineare, l'idea è sua, questa è una rubrica che portiamo avanti insieme. Anche qui abbiamo sperimentato molto utilizzando non solo l'italiano ma anche l'inglese e devo dire che noi abbiamo osato ma voi ci avete premiato e ve ne ringraziamo per questo. Vi lasciamo all'ultimo episodio dell'audio fiaba, almeno per questa stagione. In una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatraccoli nacquero. Gli anatraccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatraccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatraccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatraccoli cominciarono a ridere di lui. Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi! Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli? Brutta, sei brutta, 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 brutta,
Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso. Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso? Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui. Non giochiamo con te perché sei brutto. Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui. Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo. Gna 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 gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo. Mamma Anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo. Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri? I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto. Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli? Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento e buone vacanze.